L'operazione Selinus svolta ieri dalla Guardia di Finanza di Castelvetrano ha portato dei risvolti importanti nell'inchiesta che ha coinvolto anche diversi agrigentini, tra questi il direttore del parco Bernardo Agrò, che in un suo comunicato afferma come ho rassegnato le dimissioni da presidente del parco archeologico della Valle dei Templi e da direttore del parco di Lilibeo a Marsala a seguito di un'ordinanza del GIP di Marsala che fa seguito a un'indagine a carico di terzi avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco Archeologico di Selinunte, di cui sono stato per un periodo direttore. Ripongo piena fiducia, afferma nel suo comunicato stampa Bernardo Agrò, nella magistratura e confido al più presto di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati, ma non intendo in alcun modo intralciare il lavoro degli uffici da me diretti, che invece devono proseguire in totale serenità tutte le attività già intraprese. Per tale motivo, conclude Agrò, ho ritenuto di adottare questa grave ma necessaria decisione. Gli altri destinatari della misura disposta dal GIP sono Tommaso Sciara, 62 anni, di Favara, dipendente tecnico dell'assessorato regionale ai beni culturali, misura interdittiva dei pubblici uffici per 9 mesi, Antonino Mortellaro, Ferraro, 46 anni, Santo Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento, dipendente tecnico, assessorato regionale dei beni culturali, misura interdittiva dei pubblici uffici per 6 mesi. Poi ci sono gli altri imprenditori ai quali è stato applicato il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 9 mesi, Vito Danna, 60 anni, di Favara, Vincenzo D'Angelo, 47 anni, di Partinico, Massimiliano Raia, 39 anni, di Canicattì. Le indagini delle Fiamme Gialle della compagnia di Castelvetrano, avviate nel lontano estate del 2020, hanno così consentito di accertare molteplici irregolarità. Si legge in una nota nella concessione di appalti da parte dell'ente, constatando numerosi episodi illeciti a carico dell'allora direttore del parco, 2 funzionari e 3 imprenditori. Per costruire un quadro probatorio solido i finanzieri hanno analizzato banche dati, tabulati telefonici, a cui sono stati aggiunti accertamenti bancari, intercettazioni telefoniche, telecamere nascoste e altre tecnologie investigative. La svolta sarebbe arrivata grazie al cellulare di uno degli imprenditori indagati, amico dell'ex direttore del parco, cui è stato installato un Trojan. La Guardia di Finanza infatti avrebbe attivato il microfono del cellulare infetto, riuscendo a registrare delle conversazioni dalla quale è emerso un patologico sistema clientelare. Si legge ancora nella nota: preso il parco archeologico preordinando dall'assegnazione di pubbliche commesse a un cartello di imprese per lo più agrigentine, riconducibile alla figura dei 3 imprenditori. La rotazione degli operatori economici chiamati a lavorare all'interno del parco, secondo l'accusa, sarebbe stata solo fittizia. I finanzieri avrebbero constatato che le imprese beneficiarie erano riconducibili a dei prestanomi di fatto legati agli stessi di fatto legati agli stessi imprenditori. Le procedure di somma avviate dall'ente, nonostante l'utilizzo del MEPA, in realtà avrebbero costituito un meccanismo per organizzare scientemente e artatamente a tavolino, sulla base di rapporti collusivi tra funzionari pubblici e imprese private. Tra gli episodi illeciti maggiormente significativi si ricostruiscono dalla Guardia di Finanza gli appalti per i lavori di adeguamento legati all'emergenza sanitaria Covid-19 effettuati al Museo del Satiro Danzante di Mazara del Vallo nel giugno del 2020 e quelli relativi alla preparazione dell'evento di commemorazione dedicato agli studiosi Vincenzo Tusa e la moglie Aldina Cutroni, organizzato negli spazi dell'area archeologica dell'Inuntina.